Faccio i migliori auguri per lo svolgersi del convegno che oggi si tiene a Udine perché penso che sia un'occasione di riflessione anche per il nostro territorio di estrema rilevanza. Purtroppo è stata fatta passare per molto tempo il concetto che le diversità sono da annullare e che l'uguaglianza sia solo con l'assimilazione. Non è così. Proprio nelle diversità e nelle singole diversità sta la ricchezza del patrimonio culturale dei territori che compongono la nostra regione e che compongono l'Europa stessa. Mi auguro che iniziative come queste possano proprio valorizzare le diversità. L'Italia è un paese pieno di diversità e proprio in questo sta la sua specialità e unicità a livello mondiale. Chi vuole annullare le differenze vuole annullare l'identità e quello che siamo. Per questo riflessioni che possono invece far capire l'importanza dell'identità di ognuno, che è differente dall'altro, e questo è un valore, non un ostacolo a conoscersi e a confrontarsi, possono farci guardare al futuro con speranza rispetto a chi invece vorrebbe fare di tutta l'erba un fascio, annullare quello che siamo a favore di un marmellata che non ha più un'idea, che non ha più una cultura, che non ha più una tradizione. E per questo, in qualità di Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, appoggio iniziative che, malgrado sterili polemiche, portano invece avanti valori veri e valori che veramente possono guardare al futuro.